Ha voluto scegliere un contesto davvero particolare, ricco di storie per Venezia e per il Veneto, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, per l'Eucaristia della Domenica in Albis, nell'ottava di Pasqua o della Divina Misericordia. Un appuntamento che ha avuto un prologo oggi pomeriggio con la Santa Messa a Rialto nella chiesa di San Silvestro, dove il pastore della diocesi ha voluto ricordare i 5 anni di adorazione perpetua del Santissimo Sacramento come atto di affidamento alla città. Una preghiera incessante proseguita per quanto possibile con tutte le cautele previste anche in questo periodo di emergenza sanitaria. Domani, domenica, invece, il patriarca Francesco celebrerà l'Eucarestia domenicale della chiesa di San Rocco su invito della Scuola Grande di San Rocco, dove sono custodite le reliquie del santo. La messa sarà a porte chiuse, ma come ormai consuetudine verrà trasmessa in diretta a partire dalle 11 dalle nostre reti Antenna 3 e Rete Veneta, consentendo a tutti di unirsi da casa. Al termine della funzione, il patriarca impartirà la benedizione al Veneto e alla città di Venezia, in ricordo dell'antico voto del 1576 con cui lo Stato Veneto dichiarava San Rocco protettore contro la pestilenza e compatrono della città, una peste che oggi si chiama Covid-19.